Salve a tutti e benvenuti a questa nuova stagione di Soundtrack City. Benvenuti da Marco Testoni. Da Massimo Privitera, benvenuti. Allora, dunque, riprendiamo un po', Massimo, se non vado errato, un po' come abbiamo ripreso l'anno scorso, ovvero con il nostro reportage, con interviste e quant'altro relativo al Mercurio d'Argento, questa volta edizione 2022. Ormai un premio, insomma, abbastanza consolidato nell'ambito delle colonne sonore, che ti ha visto peraltro protagonista non solo, ora lo vedrete, di interviste ai vari ospiti, eccetera, eccetera, ma anche come direttore artistico. Quindi complimenti a Massimo Privitera doppi. Allora, oggi però noi iniziamo, Massimo, direttamente dal vincitore del premio speciale, adesso ce ne parlerai un po' meglio te, che è Michele Braga, compositore di Freaks Out, compositore di Lo chiamavano Gig Robot insieme a Mainetti. Insomma, l'abbiamo intervistato tante volte Michele, e quindi parlaci un po' di cosa gli avete regalato a Massa. Intanto devo dire che è stata un'esperienza bellissima e quindi ringrazio i miei supporter, organizzatori, partner, che sono Giacomo Fascille e David Paruano, e poi Lorenzo Tomio, che è stato anche dietro le quinte fino a un certo punto, e soprattutto nella questione proprio del contest, perché il Mercurio d'Argento ha questa peculiarità: crea questo contest di rimusicazione quest'anno di un corto di animazione della Big Rock, che ci ha donato questo corto, La bottega degli amici immaginari, che un nutrito gruppo di partecipanti, quest'anno sono stati quasi 200 da tutte le parti del mondo, devo dire, anche molta presenza femminile. Devo essere sincero, sono rimasto molto contento, perché la totalità dei corti del corto rimusicato da tutti questi partecipanti era di notevole fattura, quindi è stato difficilissimo poi estrapolare un tot e poi arrivare ai 3 finalisti e al vincitore, che è stato Simone Ferroni. Michele Braga, quest'anno sia io che Lorenzo Tommi abbiamo deciso di dargli questo premio speciale, che non solo per la mole di lavori che ha realizzato proprio l'anno appena trascorso, e questo ancora in essere, quindi Freaks Out con Gabriele Mainetti, regista anche del film, con una suona strepitosa, che avrebbe dovuto vincere ancora più premi, l'abbiamo detto già altre volte, ma poi anche il suo apporto all'Incredibile storia dell'Isola delle Rose, film in streaming che ha avuto un grande riscontro di pubblico, e poi Generazione 56K, la serie TV divertentissima. Però ricordiamoci che comunque Michele Braga lavora da tanti anni. Michele ci ha regalato anche un workshop molto interessante, di cui ora vi enucleo il titolo, perché sono stati 4 workshop quest'anno interessantissimi, e quello di Michele è stato molto particolare, perché il titolo era La musica da film prima della musica da film, ideare una colonna sonora prima di scriverla. E quindi mi sono fatto raccontare, dopo avvenuto il workshop stesso, con un grande numero di iscritti e molto attenti compositori e musicisti, con domande molto peculiari e molto inerenti proprio alla materia trattata, quindi bella interattività anche lì, e ci ha raccontato questa sua idea di workshop, e ci ha raccontato in questa intervista che andremo a vedere, dove vedremo anche il momento in cui abbiamo, io stesso come conduttore della serata, premiato Michele con questo premio e con la motivazione. Bene, allora io direi di andarci a sentire la prima di queste puntate dedicate al Mercurio d'Argento con Michele Braga. Alla prossima. Buon ascolto. L'attività del Mercurio d'Argento quest'anno c'è stato sempre, come ogni anno, il percorso dedicato all'aspetto didattico e formativo di giovani compositori, offrendo loro ieri e oggi dei workshop di enorme qualità, curati da membri dell'ACMF, Associazione Italiana Compositori di Musica per Film, che tra l'altro sono quelli che hanno curato anche la parte della giuria di qualità di quest'anno per il contest di cui parleremo a breve. Allora, abbiamo avuto i nomi importanti come e pluripremiati e plurinominati, come Franco Eco, Pericolo Odierna, che è qui in sala con noi, nella piazza Aranci, e poi abbiamo avuto la music editor Roberta D'Angelo,
e Michele Braga, più volte candidato ai di Donatello, Nastri d'Argento e vincitore del Chuck d'Oro, e autore delle colonne sonore di, lo chiamavano Gigrobon, Dogman, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Freaks Out. E allora diciamo che il momento è topico, perché proprio parlando di queste colonne sonore realizzate da questo grandissimo compositore italiano, parliamo proprio della premiazione dedicata, infatti vediamo dietro di me alcune sequenze di film che lui ha musicato, e allora invito a salire sul palco e poi soprattutto a dare il premio speciale Mercurio d'Argento 2022 a Michele Braga. Invito l'assessore alla cultura Nadia Marnica che considererà il premio, e invito il maestro Michele Braga a riceverlo. Grazie, grande applauso. E mentre abbiamo l'assessore alla cultura che arriva per dare il premio al maestro, io poi leggo la motivazione di questo premio. Allora, attenzione, motivazione del premio Mercurio d'Argento speciale a Michele Braga, al maestro Michele Braga, per la sua forte sensibilità compositiva, che rifletta subito in chi ascolta le sue colonne sonore, ricche di temi e melodie accattivanti e avvolgenti, e per la grande accurata ricerca di suoni e timbri che rendono le sue composizioni sempre interessanti e dalle multiformi visioni artistico-musicali. Sono davvero emozionato e davvero grato, perché è un premio importante, come si diceva prima è una piazza importante, è un festival veramente a cui tengo molto, e sono veramente orgoglioso di aver partecipato e di ricevere questo premio. Vi ringrazio veramente di cuore. Allora, ci troviamo a Massa per il premio Mercurio d'Argento, quarta edizione, e abbiamo su Soundtrack City il piacere di riavere con noi, visto che abbiamo fatto già delle puntate con lui, il maestro Michele Braga, che quest'anno al Mercurio d'Argento ha ricevuto il premio speciale per tutto quello che ha fatto dal punto di vista della musica applicata alle immagini, ma soprattutto per le opere di quest'anno, Freaks Out, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Generazione 56K, e altri film. Ma noi lo abbiamo avuto anche ospite, caro Michele, come autore di un workshop molto interessante, tra l'altro. Anzi, chiedo direttamente a Michele qual è il titolo del workshop di quest'anno. Il titolo del workshop era la musica per film prima della musica per film. Come si può ideare e scrivere una colonna sonora. E allora, intanto ti voglio chiedere le impressioni di questo tuo seminario, e anche con il rapporto con i tanti attenti, partecipi, interattivi e colmi di richieste, di domande iscritti al workshop. Guarda, intanto grazie Massimo, grazie di avermi invitato, mi fa davvero un immenso piacere anche ogni volta che ci possiamo scambiare quattro chiacchiere anche qui sul vostro programma. Dunque, il workshop, come ti dicevo, ti raccontavo anche ieri sera, è secondo me l'elemento principale di questo premio, di questo festival del Mercurio d'Argento, perché ho trovato un gruppo di ragazzi veramente appassionati, molto attivi, che chiedevano appunto molte informazioni su come si può fare questo mestiere particolare, difficile, che però ci regala tantissime emozioni e soddisfazioni. Quindi è stato veramente una sorpresa per me e mi sono anche molto, molto divertito, quindi ti ringrazio. Figurati, anzi guarda, per noi è stato veramente un piacere, perché poi abbiamo fatto vedere il backstage che si trova tranquillamente su YouTube della colonna sonora di Freaks Out, che tu hai realizzato insieme al regista Gabriele Manette. Ma che cosa c'è? Cosa ti è rimasto per lo più, e qual è lo spunto che magari ti ha fatto un po' più richiedere che c'è una speranza nei giovani di oggi
certo che c'è più di una speranza, assolutamente. No, come ti dicevo, e come ho detto anche a loro durante il workshop, io non sono un didatta, quindi ho sempre immaginato questo lavoro come una grande parte di artigianato artistico, diciamo così. Io dico sempre che il nostro è un mestiere che prevede una parte di noi che deve essere artista, una parte deve essere artigiano, una parte deve essere imprenditore e una parte deve rimanere bambino che si deve emozionare davanti a delle immagini. Quindi sono tutti lati, diciamo, della nostra personalità che devono venire fuori e lati di un mestiere che presuppone l'insieme di tanti mestieri. Quindi mi piace molto poter avere questo approccio abbastanza diretto anche con i ragazzi e raccontare un po' quello che è il mio lavoro, quelle che sono magari le problematiche che uno può trovare di fronte e la cosa che gli racconto sempre di mantenere viva comunque, pur facendo un mestiere quasi di tecnica anche applicata, che presuppone la creatività e presuppone molto anche una tecnica, una capacità tecnica, di mantenere sempre vivo il lato, diciamo, artistico, quindi di non perdere mai, diciamo, la fiammella della creatività, che è, diciamo, l'aspetto a volte più trascurato, più facile da spegnere, ma che invece deve rimanere assolutamente vivo. Benissimo, guarda, infatti è la cosa che proprio ti volevo chiedere, ma mi hai già anticipato, e quindi comunque ti dico, è un piacere, veramente, guarda, assistere a quello che tu hai raccontato ai ragazzi in maniera proprio veramente lineare, molto semplice, è molto appassionata, è stato fondamentale, e quindi ti ringrazio ancora per essere stato nostro ospite. Grazie. E salutiamo Marco Testoni che dall'altra parte quest'anno non è potuto essere con noi. Ciao Marco. E Soundtrack City, alla prossima e grazie ancora a Michele Braga. Grazie, ciao. Grazie. Ciao,